Nel periodo più acceso del mio amore per il teatro, quando la testardaggine della giovinezza, quella dei 14-15 anni, diventa un peso determinante per quel che potrà essere di bene o di male il futuro dell'uomo, per le strade di Napoli, vicoli e vicoletti compresi, camminavo giornate intere senza una meta fissa, senza consultare l'orologio, perché non lo possedevo. Avevo raggiunto i 13 anni e mezzo, mancava poco per varcare la soglia degli anni testardi, ma mi sentivo quasi maturo e cosciente di aver saputo assorbire dai grandi uomini di teatro gli elementi indispensabili che mi avrebbero dato la quasi certezza di poter intraprendere con successo la via del teatro. Varcata quella benedetta soglia, cominciai a dare la caccia ai grossi nomi del mondo del teatro. L'unico che non mi è dato di inserire tra gli scrittori che conobbi personalmente è quello di Salvatore Di Giacomo. Colpa mia, colpa sua, di nessuno dei due. Fu colpevole la dannata polemica che si accese e che durò per anni fra Edoardo Scarpetta e il gruppo di scrittori dialettali che si formò in difesa del teatro d'arte, di cui Di Giacomo fu il più autorevole e il più accanito assertore. Guai a me se mi fossi avvicinato al grande poeta. La controversia fra i due famosi litiganti mi fece vivere giorni di amarissimo smarrimento. Si trattava di una scelta, o mio padre o Di Giacomo. L'ammirazione e il rispetto che mi legavano a mio padre mi facevano mettere da parte Di Giacomo, mentre il fascino che esercitava su di me la poesia del Di Giacomo mi spingeva verso una via traversa. E a conti fatti me la cavai bene. I gruppi degli amatori del teatro di Giacomiano reclutavano a dozzine i ragazzi di ogni quartiere di Napoli e provincia ed erano numerosissimi, centinaia. Uno di questi gruppi fu messo su da Michele Mercurio, discendente della prolifera famiglia Mercurio, che a sua volta dettava legge nel campo della tecnica di palcoscenico. Da lui mi venne affidato il ruolo di Epaminonda Pesce, che appariva al solo primo atto di Assunta Spina, con in più l'obbligo di presentarmi alla ribalta alla fine dello spettacolo a declamare qualche poesia del poeta. Dopo circa 2 mesi di prove, l'unica rappresentazione di Assunta Spina ebbe luogo in uno stanzone d'un appartamento al terzo piano di un antico palazzo, dove abitava un certo De Bonis, il quale si guadagnava la vita come suggeritore e come affittuario dell'improvvisato teatrino messo su alla buona. I frequentatori del teatrino di De Bonis saranno stati non più di 50-60 persone. Erano gli inquilini del palazzo. Ognuno di loro si portava dietro una sedia da casa. Questo fu il mio primo incontro clandestino con il grande Salvatore. Gli fui accanto per circa 60 giorni di prove e lo evocai orgogliosamente durante la rappresentazione di Assunta Spina e mentre declamavo alla fine la Sam fa Dio. Quell'unico spettacolo domenicale è rimasto uno dei ricordi più commoventi della mia lunga vita di teatro. Difficilmente si può provare un'emozione più sconvolgente di quella che provai quando, dopo gli applausi rivolti all'autore e a noi ragazzi, arrivò fino a me il vocio degli inquilini che commentavano lo spettacolo. Ancora qualche applauso e tra il rumore dello spostamento delle sedie che venivano portate via mi parve di riconoscere la voce di Don Salvatore che diceva: Edoardi è bravo, Si l'ha pure patata, stai frisca.